È napoletano, da bambino guadagna i primi $10 cantando per le strade di Napoli e glieli dà il tenore Mario Lanza. Da grande prende 7 dischi d'oro, canta in Russia al Teatro Bolshoi di Mosca, riceve le chiavi della città di Providence negli Stati Uniti esattamente 60 anni dopo Enrico Caruso. È il primo cantante occidentale a cantare canzoni italiane e napoletane al Teatro dell'Opera di Pechino. Ancora in Cina dà concerti didattici nelle università e nei teatri d'opera. È ambasciatore napoletano della canzone nel mondo. È Bruno Venturini. Buonasera, benvenuto. Come va? Bene, grazie. Ho detto tutto o manca qualcosa? Tutto. Ho detto tutto. Allora, vorrei sapere subito da te, Bruno, qual è il pubblico, a parte il pubblico italiano, che ti dà maggior soddisfazione all'estero? Ma direi pubblico americano, argentino, ultimamente. Composto da italo-americani probabilmente e certo. italo-argentini. Però ecco, la sensazione, l'emozione che ho provato a Pechino è stata diversa, perché trovandomi di fronte a un pubblico con cultura diversa proprio, hanno accolto questa canzone italiana in un modo fantastico, quindi è stata per me una meraviglia e una grande gioia. Con me c'era il maestro Franco Zauli. Ecco, sì, buonasera anche a lui. Ciao. Buonasera, come va? Ciao. Salve maestro, voi siete ormai un binomio inscindibile, se posso dire. Sì. No, rimanga qua. E come va? Vi trovate sempre bene? Fate tournée sempre insieme? Ancora sì. Quanti dischi avete inciso insieme? Ma lui al 23esimo LP, io al 90esimo come orchestra, che vuol dire che è qualche anno che lavoriamo. Con lui ci sto ancora molto bene. Girate sempre il mondo insieme? Abbiamo fatto di recente delle cose molto belle e stiamo per partire per altre cose. Ecco, dove andrete, Bruno? Ma diciamo adesso c'è una puntatina in Australia, dovremmo fare un po' di Europa. Facciamo a Stoccarda al Ciao Italia, è una fiera bellissima, internazionale. Poi io incomincio il mio giro di spettacoli in Italia, proprio con Sorrento il 2 maggio, faccio un concerto e poi ancora a Salerno uno spettacolo pro ricerca sul cancro al Teatro Capitol, questo per merito del pittore Alfonso Grassi, che ha fatto questa serata con il prefetto, con tutte le autorità locali. E oggi che cosa ci fate ascoltare? Beh, io direi un omaggio alla grande Napoli, alla grande canzone napoletana, con O Paese do Sole, Voce Notte, O Sole Mio, e poi una canzone del maestro Zauli, la quale già è un hit in tutto il mondo. Con questa canzone andremo a settembre a Los Angeles per il meeting della canzone. Bene, auguri a tutte e due. Grazie, ciao, maestro grazie. Zauli prende il suo posto. Grazie a Bruno Venturini. So sempre parole d'amore, lunghi vicino alla stava fa spia, perché non puoi sbagliare sta voce mia, storra che agnella può stam pronta a te, stam pronta a te.
delle gioie che la vita ogni giorno ci regala. La più bella sai qual è, che ti riempie tutto il cuore, solamente per amore. È bello vivere solamente per amore. È bello credere, lo sai, basta una carezza, basta una dolcezza, perché il mondo ti sorrida, solamente per amore. I fiori nascono